Siete con Penalty, ogni domenica in diretta su Video Mediterraneo a partire dalle ore 19, siamo in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte della domenica e siamo in replica anche su Mediterraneo Sat, canale 605, il lunedì alle 21:30 ed il martedì alle 18. Abbiamo un'ulteriore replica su Mediterraneo News, canale 694, il lunedì alle 14 e poi se volete potete anche seguirci in streaming su videomediterraneo.it. Parliamo adesso del campionato di eccellenza. È successo di tutto sia nel girone A in maniera molto più tranquilla, ma soprattutto nel girone B. Iniziamo subito con i risultati e la classifica del girone A. Oggi siamo giunti alla 13ª giornata di ritorno. A te la parola, Erika, con i risultati. Ribera Alcamo 1-0, Atletico Campofranco Camarat 1-0, Riviera Marmi Mazzara 0-1, Marsala Monreale 7-1, Paceco Serra di Falco 2-1, Parmonval Pro Favara 1-1, Mussomeli San Giovanni Gemini 0-0, Dattilo Noir San Cataldese 1-1. Vittoria incredibile ma quasi logica del Marsala, che ha festeggiato la sua promozione nel campionato interregionale e vincendo 7-1 allunga sempre di più in classifica che adesso la nostra Erika ci legge. Marsala 62, Mazzara 51, San Cataldese 48, Atletico Campofranco 44, Profavara Ribera Mussomeli 43. Parmonval 41, Dattilo Noir 39, Paceco San Giovanni Gemini 37, Alcamo 35, Riviera Marmi 33, Camarat 30, Serra di Falco 15 ed infine Monreale 1. E anche in questa occasione diamo lettura del prossimo turno che si giocherà naturalmente domenica prossima, la 14ª giornata. Abbiamo Mazzara Dattilo Noir, Paceco Ribera, Alcamo Camarat, Atletico Campofranco Mussomeli, San Cataldese Parmonval, Marsala Pro Favara, San Giovanni Gemini Riviera Marmi ed infine Monreale Serra di Falco. Allora, tra poco avremo un collegamento con il direttore generale del Marsala, parliamo di Matteo Gerardi, però mi sembra giusto e doveroso il solito commento tuo su questo girone A del campionato di eccellenza, anche se ne abbiamo già ampiamente parlato. Ne abbiamo già ampiamente parlato, ha vinto chiaramente la formazione che meritava, ha vinto il Marsala, la squadra più forte, credo forse dell'intero lotto. Sono d'accordo, tra l'altro vincitrice anche della Coppa Italia. E lo dimostrano i risultati. Semmai insomma diventa interessante il discorso playoff, dai 51 punti del Mazzara fino ai 41 della Parmonval, vediamo sono 7 squadre in 10 punti, sì. E con i playoff che sono insomma quantomeno l'ultimo posto tra Campofranco, Pro Favara, Ribera, Mussomeli e Parmonval. 2 giornate tutte da vivere per quanto riguarda la lotta promozione del girone. Allora, adesso ci colleghiamo con Matteo Gerardi, direttore generale del Marsala. Direttore, mi sente? Sì, buonasera a tutti. Buonasera direttore, ancora complimenti, un'accoppiata importante, no? Coppa Italia e anche e soprattutto la vittoria in questo girone A del campionato di eccellenza. Pensa in grande a questo punto il Marsala, credo che sia doveroso, no? Sì, innanzitutto grazie per i complimenti. Diciamo che noi quest'anno abbiamo fatto una buona squadra all'inizio, poi a novembre c'è stato il cambio di allenatore. Abbiamo da allora non abbiamo mai perso, abbiamo fatto 16 partite con 12 vittorie e 4 pareggi e quindi abbiamo ipotecato il campionato già da diverso tempo e l'abbiamo vinto penso meritatamente perché avevamo una buonissima squadra, un buonissimo allenatore e quindi siamo contenti del risultato che abbiamo avuto sia per quanto riguarda il campionato, per quanto riguarda la Coppa. Anche, certo. La Coppa l'abbiamo vinto contro il Giarre, avevamo vinto tutte le partite per arrivare diciamo, nella finale, quindi diciamo che abbiamo operato abbastanza bene sia nel mercato che abbiamo ottenuto anche un'inquadratura importante dell'anno prima dove abbiamo fatto i playoff
e avevamo fatto la finale di Coppa. Direttore, però non ha risposto alla mia domanda. Pensa in grande il Marsala, perché ci ha abituato a dei grandi momenti ma anche a delle grandi debacle, quindi a questo punto cosa dobbiamo dire? Questo passaggio nell'interregionale è un passaggio certo, sereno, tranquillo, avete i partner, gli sponsor che vi aiuteranno a fare un grande campionato anche la prossima stagione? Sì, diciamo che quest'anno a livello societario abbiamo fatto abbastanza bene, non ci sono grosse cifre nei calciatori, negli allenatori non ci sono grosse cifre, ma abbiamo quello che abbiamo detto che davamo, abbiamo dato a tutti e questa è una cosa fondamentale. E ora sicuramente ci dobbiamo sedere con diciamo, il Presidente e tutti e cercare di organizzare la prossima stagione nel migliore dei modi, perché come ha detto benissimo lei, il Marsala negli ultimi anni ha avuto molti alti e bassi, cioè a dire dalla Serie D scendiamo, addirittura fallimenti, Lega Pro, abbiamo fatto un attimino più sali e scendi, quindi dobbiamo cercare di dare un assestamento alla società, cosa che già c'è e quindi bisogna migliorarla ancora, cercare di fare entrare dirigenti nuovi e cercare di programmare un buon campionato di Serie D, così di assestare la società. Certo. Peppe Ragona, so che vuoi fare una bella domanda piccante al direttore generale. Vai Peppe. Beh, no, complimenti naturalmente direttore, anche Grazie, perché è molto gentile. pur non spendendo tantissimo, avete costruito un organico nettamente superiore a chi vi sta dietro, che magari forse, mi riferisco a qualche squadra vicina geograficamente a voi in particolare, ha speso anche qualcosina in più. Detto questo, il suo futuro, no? Adesso un direttore che costruisce una squadra così forte, così completa, è chiaro che rientrerà nel giro del calciomercato che si sta per aprire tra qualche settimana. Lei si sente di garantire la sua presenza l'anno prossimo a Marsala, o se le dovesse arrivare una proposta magari da una categoria superiore, anche professionista, perché no, potrebbe anche ripensare la sua È posizione? piccantissimo questa domanda. Beh, ma è chiaro, no? Chi vince, Giusto, chi vince al mercato, giusto, chi vince al mercato, è chiaro. giusto. Bellissima Bravo, questa Peppe. domanda. Comunque io penso che se ci sono le richieste è bello valutarle. In pratica se ci fosse una situazione del genere sarei contento di accettare la proposta e vedere quello che succede. Comunque io sono un marsalese puro sangue e da 3 anni che opero diciamo come direttore generale e penso che assieme a tutti gli altri stiamo facendo benissimo. Quindi mi auguro che posso continuare questa esperienza. Se non dovesse essere così e capita qualcosa di più importante sarei ancora più contento, perché alla fine ci tengo a fare la mia carriera e a cercare di crescere, perché diciamo avere degli obiettivi alti è importante. Certo. Io 3 anni fa ho detto che spererò e mi comporterò in un modo di cercare di portare il Marsala nei professionisti. Vediamo se ci riesco. La Comunque volontà ce non metterò manca, tutta. la volontà non Ecco. manca allora. Allora, direttore, mi ha promesso che la prossima settimana, non è escluso che ci viene a trovare qui a Modica, Allora, la facciamo qualche questa promessa, possibilità così c'è. magari festeggiamo anche noi di penalty questa bella stagione del Marsala. Allora, qualche possibilità c'è, non mi impegno al 100%, ma in settimana vi do la conferma Va bene. o positiva o negativa. Comunque mi auguro che possa venire, perché queste cose fanno audience ed è bello pure. Le facciamo pure trovare una farle. bella cesta di cioccolato modicano. Ecco, le facciamo Ecco. trovare una bella cesta della cioccolata bella modicana, ok? Perfetto, la ringrazio, molto gentili. Grazie, a presto direttore. Grazie a allora. voi. Grazie. Grazie direttore. Ma a noi niente cioccolata? Va bene, ora siamo a Pasqua, siamo tutti Questo è anche buoni. vero. Festeggeremo giustamente anche con questa bella tradizione modicana. Che facciamo? Adesso facciamo l'eccellenza B, perché Peppe ha tante cose da dire, ma soprattutto tante cose da dire anche Mario, perché è successo un po' di tutto. Quindi diamo subito i risultati. Però aspetta un attimo, volevo un po' fermarmi, perché volevo fare una battuta velocissima con Zappalà a Catania, perché voglio sapere se secondo lui insomma questo Marsala veramente poi alla fine costruirà una squadra per andare ai professionisti, perché lo ha già detto anche il direttore, il sali e scendi del Marsala insomma è diventato ormai storia calcistica. Lei che ne pensa, Zappalà? Io non mi posso permettere di dare suggerimenti a un altro direttore.
Io gli posso suggerire, si cerchi di allearsi con il Trapani e il Palermo, perché oggi una società, se vuole fare strada, specialmente nell'interregionale, deve avere almeno delle squadre che collaborano, e le squadre vicino al Marsala possono essere Trapani e Palermo. E tra l'altro l'allenatore del Marsala è un ex allenatore della Primavera del Palermo, Pergolizzi. conosce molto bene l'ambiente del Palermo. Il Palermo è sempre stata una grossa fucina nella Primavera, io ne ho usufruito quando ero a Gela, e ancora Daiello e Di Franco stanno giocando e venivano dalla Primavera del Palermo. Giusto questo Pertanto, suggerimento. fare la strada da solo oggi è difficilissimo. È vero. Perché si parte, poi si cambia allenatore, giocatori e così via. La programmazione deve essere fatta per tempo. Io auguro al Marsala, perché gli sono molto legato, le fortune migliori, ma spero che capiscono che da soli non si va da nessuna parte. È giustissimo il suggerimento, grazie per questo suggerimento da rivolgere indubbiamente al direttore generale Gerardi. Allora, come ho anticipato poc'anzi, adesso il girone B del campionato di eccellenza, a te la parola per i risultati di questa giornata che è giunta alla sua 13ª settimana. Vai. Giarre Cireale 7-1, Città di Messina, Catania San Pio X 2-1, Città di Scordia Castelbuonese 1-0, Igea Virtus Siracusa 1-0, Taormina Modica 1-1, Città di Vittoria Paternò sospesa, Città di Rosolini Milazzo 2-2. Grandi sorprese in questo girone B del campionato di eccellenza, come avete potuto ben vedere dai risultati in schermata. Lo Scordia, vincendo a Castelbuono, supera il Siracusa invece, che è stato bloccato con una sconfitta che probabilmente potrà essere molto pesante per il proseguo del successo in questo girone da parte della squadra di Mascara. A questo punto l'avete già vista la schermata, la facciamo leggere indubbiamente alla nostra Erika. Il Città di Scordia in testa con 57 punti, vai. Siracusa 56, Igea Virtus 45, Milazzo 44, Acireale Castelbuonese 40, Sporting Via Grande 37, Catania San Pio X 35, Paternò e Giarre con 32, Città di Messina 29, Vittoria 27, Modica 25, Città di Rosolini 23 e Taormina 11. Allora, il prossimo turno, anche questo sarà un turno importantissimo, perché si potrà capire bene a questo punto se insomma lo Scordia riuscirà a vincere questo girone. Prossimo turno, domenica prossima, domenica 29 marzo, questi gli incontri: Paternò Castelbuonese, Città di Scordia Città di Messina, Città di Rosolini Siracusa, Modica Città di Vittoria, Milazzo Giarre, Catania San Pio X Igea Virtus ed infine Acireale Sporting Via Grande. Allora, da dove iniziamo, carissimo? Iniziamo intanto dallo Scordia, perché comunque merita indubbiamente la copertina di questo girone. Tra l'altro sentiremo adesso anche il presidente e il mister dello Scordia, però prima devi darci tu insomma un quadro. Allora, cominciamo. Perché poi dopo, tra l'altro, c'è Mario che ci deve raccontare che cosa è successo a Vittoria. Infatti, Ok. quello più che calcio e cronaca. Infatti. Allora, cominciamo dallo Scordia. Fermo restando che noi abbiamo già detto diverse volte che lo Scordia ha l'organico migliore, Sì. ha il gioco più bello, l'organizzazione di squadra, e quindi a mio giudizio merita il primo posto in classifica. Questo sorpasso di oggi, se vogliamo, ha del clamoroso. Complimenti all'Igea Ma Virtus. era nell'aria però, Era nell'aria, ma non era scontato. Giusto. Complimenti all'Igea Virtus, che pur non avendo tantissimo da chiedere a questo campionato ha bloccato il Siracusa, che invece aveva ancora tutto da chiedere. Certo. Adesso quindi c'è stato il sorpasso, mancano 2 partite. È probabile che entrambe le vincano tutte e due. È sì, probabile, probabile. è probabile. Quindi questo significa 2 cose. Uno, che lo Scordia è la favorita numero 1 alla promozione in Serie D. 2, che non ci saranno i playoff. Almeno quelli del girone, Sì. perché ci sono, se vediamo la classifica, ci sono Sì. 11 punti tra il Siracusa e proprio l'Igea Virtus. Sappiamo che se ci sono più di 10 punti tra la seconda e la terza in classifica saltano i playoff.
E immaginiamo che l'Igea Virtus non possa recuperare 2 o 3 punti al Siracusa in queste 2 giornate che mancano alla fine, perché è probabile che il Siracusa vinca le restanti 2 Ti partite. interrompo Però, perché Mario attenzione, ha una perché- nota su questa sì, cosa perché l'Igea Virtus giocherà contro lo Scordia all'ultima giornata infatti, e quindi non io sarà non facile, penso che cederà terreno molto facilmente, quindi Peppe stava dicendo anche questo, sarà una lotta che passerà anche per l'Igea Virtus, che lotterà per se stessa e a questo punto anche per il titolo, cioè insomma sarà in mezzo a questa disputa. È vero. Voglio sentire a questo punto il presidente dello Scordia, no? Perché insomma è il vincitore di una giornata importante con questo sorpasso che... Abbiamo portato fortuna al Giar. È vero. L'anno scorso ospite dell'allenatore, 7 gol alla Gireale. Infatti. Allora sentiamo a questo punto il presidente dello Scordia, proprio sono 50 secondi, il presidente dello Scordia Rosario Gallo con questa bella vittoria. Sentiamo. Oggi ci sono state le condizioni, siamo stati sfortunati in tante altre occasioni. Oggi ci è riuscito, ci è andata bene, quindi va bene così, va bene così. Ma è un segno che la squadra non ha mai mollato e psicologicamente spero che sia la sterzata giusta, perché i ragazzi giustamente con questa vittoria, con il fatto di essere primi in classifica a 2 giornate dalla fine, credo che faccia molto psicologicamente, ma c'è sempre il campo, quindi alla fine è bene così. Ecco, l'abbiamo sentito, insomma è un po' euforico perché indubbiamente questa bella vittoria fuori casa in un campo difficile ha insomma, alimentato questi sogni di gloria, no? Chiaramente. Prima di parlare dei fatti di vittoria che insomma con il Paternò perdeva 1-0, poi la partita è stata sospesa, abbiamo adesso da fare ascoltare anche una brevissima intervista del mister dello Scordia, Natale Serafino, insomma che sta veramente disputando un campionato secondo me straordinario, è un allenatore che cresce di stagione in stagione e quest'anno probabilmente sta già raccogliendo i frutti. Sentiamo la battuta di Natale Serafino, allenatore dello Scordia. Ma sicuramente era una partita che ci tenevamo, eravamo consapevoli che poteva essere la partita dell'anno, siamo venuti qua, siamo stati bravi a crederci fino alla fine, abbiamo sofferto contro una grande squadra che fino alla fine ha meditato la posizione che ha in classifica e del grande campionato che ha fatto la Castelbuonese. Sono delle cose meravigliose che nel calcio fanno un grande piacere, venire qui e uscire tra gli applausi della gente è una grande cosa, è una cosa che mi riempie d'orgoglio ed onore, soprattutto per questi ragazzi che hanno dimostrato di essere bravi e di aver conquistato la vetta della classifica, solo che il Siracusa ha perso, diciamo alla fine meritatamente. Allora, parliamo prima dei fatti di vittoria e poi Sì. il quadro tecnico ce lo facciamo illustrare in maniera, come al solito, perfetta dal nostro Peppe. Cosa è successo a Vittoria? Partita sospesa. Sì, diciamo che Enzo Tornatore insieme a Papa Giacomo, Enzo Tornatore è un giocatore del Paternò, in questo momento è in commissariato perché sta diciamo, rendendo noti ufficialmente i fatti della partita contro il Vittoria, perché questo è stato necessario, perché il ragazzo ha riportato, si pensa, una frattura delle costole e altre contusioni. In una partita di calcio. Altre contusioni abbastanza importanti, delle lesioni non interne per fortuna, però non sarà stata una domenica piacevole per lui e chiaramente utilizziamo un'iperbole in questo caso, in senso negativo. Adesso sentiremo il mister Sebbi Catania che era ovviamente presente Catania, e però, ci dirà un po' di cose in però più. io la battuta prima la voglio fare anche con Peppe. È la dimostrazione che in queste ultime settimane sta succedendo di tutto in questo girone. Prima insomma questo Modica che ha creato insomma un po' di trambusto in città con presento sì, presento no, Aciliale tra l'altro, anche questa situazione abbastanza ingarbugliata. Mister Bianco si è ritirato Mister già da Bianco, insomma è tempo. successo di tutto in questo girone C, in girone B. Allora mi dai un quadro tecnico perché a questo Allora, punto... parliamo di sport? Parliamo di sport perché poi voglio sentire giustamente anche l'allenatore del Vittoria, Sebbi Catania, sì, così ci racconta anche lui i fatti. Non mi voglio esprimere su quello che è Certo. successo perché non c'ero, quindi non Certo, posso commentare. giusto, Chi meglio di Sebbi ci potrà dire cosa è successo. Dal punto di vista sportivo abbiamo parlato della lotta per i playoff che probabilmente salteranno. Invece per quanto riguarda i playout è tutto in gioco e in particolare mi vorrei soffermare sulle posizioni di Rosolini, Modica e Vittoria. Qua c'è da stabilire chi andrà a giocare contro chi giocherà in casa, chi giocherà fuori casa. Domenica prossima c'è una partita importante È vero. ed è Modica Vittoria.
Rosolini giocherà contro il Siracusa e quindi io ipotizzo che il Rosolini possa rimanere sempre a 23 punti se non ci sono grandi sorprese. Quindi Modica e Vittoria sarà una sorta di spareggio in vista dei play-out, perché se il Vittoria dovesse vincere a Modica è chiaro che andrà a giocare in una posizione migliore e quindi giocherà in casa. Se invece il Modica dovesse vincere contro il Vittoria lo supererà in classifica e allora a questo punto si presenterà all'ultima giornata con più chance di poter giocare in casa lo spareggio. È un abbinamento che da Ibleo mi dispiace molto perché una delle due perdere una delle due, certo, di sicuro. Non so ora che Vittoria si potrà presentare domenica prossima a Modica leggendo quello che ho letto, 7 espulsi, se è vero quello che ho letto sull'articolo di un collega. Insomma, non so in che condizione, considerando già che Sebi Catania doveva far fronte ad un'emergenza enorme che l'ha costretto a tornare in campo. Sentiamolo Sebi Catania perché ce l'abbiamo al telefono. Mister, ci sente? Sì, buonasera. Buonasera mister. Allora, che cosa è successo? Dobbiamo parlare di calcio o di cronaca? Perché insomma dispiace sentire dire che un ragazzo è all'ospedale e poi sta passando in polizia per illustrare i fatti. Lei era in campo, probabilmente insomma potrà dirci qualcosa di più indubbiamente. Guardi, parlare in questo momento di calcio credo che non c'è nemmeno la voglia, perché quando succedono queste cose comunque la colpa non è mai di un solo giocatore, che purtroppo alla fine del primo tempo, ribadisco, in una partita dove nel primo tempo non era successo nulla di grave, nulla di neanche un battibecca in campo, il Paternò si stava facendo la sua onesta partita come noi, vinceva 1-0 perché su uno svarione difensivo ha fatto gol, poi noi tentavamo comunque di pareggiare la partita. A fine primo tempo è successo un parapiglia che dalle parole si è passato a un parapiglia generale e dove purtroppo in pochi non si può riuscire a bloccare tutto quello che è successo. Io non voglio colpevolizzare né i miei giocatori né i giocatori del Paternò, dico solo che è una brutta pagina di sport. Certo. Che sono cose che non dovrebbero succedere. Amareggia tantissimo. Amareggia tantissimo perché guardate che io sapevo che la situazione a Vittoria, per come si è l'evoluzione degli ultimi tempi, era difficile, ma quando poi succedono queste cose, la cosa grave, la cosa brutta qual è? Che nei 7 squalificati, quando tu vai a vedere che ci sono giocatori, che un nostro giocatore con il numero di maglia era all'ospedale perché è stato sostituito al 30° del primo tempo, per cui non era presente e viene squalificato, capisci che c'è stata anche un po' di confusione. Sì. Io dico che il parapiglia c'è stato, ma dico anche che poteva essere gestito in maniera anche diversa, la partita si poteva finire tranquillamente, perché ora chi legge 7 squalificati da una parte e 7 dall'altra, sembra che siamo stati in guerra, no? Certo. È successo un parapiglia, è successa un parapiglia che non deve succedere, non sto qui a dire che... Io mi auguro che insomma quello che sia successo serve insomma da lezione anche per le prossime domeniche, perché le altre prossime domeniche saranno altre domeniche intense. Mi auguro che serva da insegnamento, che tutti si devono calmare, è uno sport. Ma non c'è, allora ascolti, io sono d'accordo con lei, intanto il primo pensiero che mi va al ragazzo del Paternò che è stato ricoverato all'ospedale. E mi auguro che il ragazzo non abbia niente di grave e che domani, che martedì, possa riprendere gli allenamenti, perché purtroppo, perché mi auguro che comunque il ragazzo non abbia nulla, no? Certo. Però io dico che sia i miei giocatori che i giocatori del Paternò, anziché scendere e fare un parapiglia del genere, potevano benissimo fare quello che ho fatto io e Ciccio Pannitteri, mettendo la calma, cercando di dividere e non cercando di fare determinate situazioni, perché purtroppo se tu in una squadra incontri 2 deficienti, mi capisca, sì. I 2 deficienti vanno isolati, non è che poi da 2 deficienti dobbiamo diventare 22. Indubbiamente. Allora significava, benissimo, perché ci può capitare, non dimentichiamo che successe in Serie A, Cirillo, certo. Sì, ma la Serie A però, mister, la Serie A è professionismo, qui stiamo parlando di ragazzi che il lunedì devono andare a lavorare, quindi devono essere anche integri. Peggio ancora, io non voglio dire, io non voglio giustificare l'accaduto, perché io sono amareggiato, perché certo, ma ne sono pienamente convinto, dopo che io a Vittoria mi alleno 6 volte a settimana, 6 volte, non 2 volte, 6 volte, non lo so quante società oggi nel Piano Eccellenza si allenano 6 volte, faccio enormi, ho trovato una situazione dove tutte le domeniche hai delle difficoltà a mettere la squadra in campo per infortuni, per giocatori che non sono in condizioni, poi nella partita decisiva dove tu ti puoi giocare ancora oggi la salvezza diretta,
ti succede un fatto del genere, Certo. io credo che questo sono Mister, cose che la devo bloccare perché purtroppo siamo stretti nei tempi. Comunque la ringrazio intanto della sua presenza, seppur telefonica, così ci ha dato un quadro di persona indubbiamente che ha visto dal vivo quello che è successo. Quindi siamo sicuri della buona fede di tutti, però guardiamo bene che queste cose non debbano succedere più nelle prossime domeniche. Grazie, buon proseguo. Peppe, volevi dire qualcosa di particolare tu? Beh, magari speriamo di averlo domenica prossima qua, visto che c'è Modica Vittoria. Certo, potrebbe essere una bella idea. Se si ferma giusto, potrebbe giusto. essere una bella idea. Compreso anche quello del Modica però, perché così... Fenicetti e Catania. Fenicetti Tra e l'altro, Catania. già Insomma, nomi sono conosciuti. stati l'uno agli ordini dell'altro nella passata stagione. È vero. Allora, volevi chiudere un attimo perché poi devo dare 120 secondi a Mario perché ci deve raccontare anche cosa è successo ad Aciriale e poi volevo chiudere anche questo discorso con gli ospiti di Catania. Vai. No, sarebbe interessante se dalla regia riescono a mettersi in contatto con Nicola Polessi, il portiere tra l'altro ex Vittoria e attuale portiere del Paternò, per farci raccontare l'altro lato della medaglia. Va bene, allora vediamo un pochettino se la regia ci riesce. Nel frattempo, allora a questo punto i 120 secondi sulla Ciriale. Che è successo ad Aciriale? 7-1. Allora diciamo che contro il Milazzo proprio alle 8:30 la società tramite Facebook invoca Sì, la pagina ufficiale della società invoca le dimissioni del vicepresidente Venerando Scuderi. Perché non ha portato ciò che doveva portare, vi lascio intendere cosa. Poi che cosa è successo? Che Scuderi ha accettato questo invito e alla fine ha concesso le dimissioni, ha rassegnato le dimissioni e poi la Cireale in campo è andata a fare questa bruttissima figura a Giarre. Io sono stato poco alla Cireale ma non credo che l'abbiano preso benissimo. Assolutamente. 7-1 insomma. Vabbè, allora sentiamo un attimo Catania perché voglio sapere anche cosa ne pensa sia Marco Coppa che anche Zappalà. Allora Marco, succede di tutto in campo quando insomma la posta in palio è pesantissima. 30 secondi, cosa ne pensi? E condanniamo indubbiamente, giusto? Sì, condanniamo. Sì, oltretutto io riflettevo da quanti anni si dice che queste cose ci auguriamo non succedano più e invece poi purtroppo con una certa continuità continuano a succedere. Allora sono i momenti in cui mi fanno riflettere, dico se è il caso veramente di continuare con questi campionati o meno, perché poi quali provvedimenti reali sono stati mai presi? Si parlava ultimamente di maxi squalifiche per società, dirigenti, giocatori, nel caso in cui succedessero queste cose, ma poi alla fine non è realmente mai successo nulla di tutto questo. È vero. Io voglio soffermarmi soltanto su questo perché credo davvero che sia una presa in giro, ma non so da parte di chi, perché io gioco a calcio, adesso alleno da 3 anni, ma ho giocato a calcio per 20 anni e l'ho fatto per la maggior parte della mia carriera in queste categorie. Queste sono cose che succedono da sempre, è ma vero. non è mai cambiato nulla. È vero, allora Mario e poi sentiamo Zappalà. No, perché questo tema è troppo importante per parlare di calcio, perché delle classifiche, scusate, ma chi se ne frega, Giusto. quando la scorsa settimana Cittadino Andazzo Alaci è finita più o meno nello stesso modo. I giocatori dell'Igni Trapani a Licata contro l'Accademia non si sono presentati nel secondo tempo perché minacciati. Nella partita di Coppa che si è giocato in settimana, Cus Palermo contro Rocca di Caprileone, i giocatori sono stati aggrediti e minacciati e poi sono stati scortati a casa da 25 agenti. E quindi è impossibile. A Gela c'è stato un parapiglio incredibile. Ancora prima contro il Ragusa. E sembra che ne succedano ad ogni da quelle parti. Basta, fermiamoci perché sennò impazziamo. Zappalà, condanniamolo per cortesia, lei che è un grande commentatore sportivo al di sopra delle parti. 30 secondi, ci dica quello che dobbiamo dire forte e chiaro a tutte le società, ce lo dica. No, a tutte le società, al presidente della Lega Sicola bisogna dire che una volta per tutti la devono smettere di che quando si vantano che abbiamo il numero maggiore di società e quando arrivano in Lega si presentano grandiosi, di aggiustare i campionati. Non occorrono più 2 gironi di eccellenza e non occorrono più 4 gironi di promozione. Bisogna le riflettere. società che si comportano in questo modo, perché se ora dobbiamo dire le cose senza fare nomi, però ci sono società che ogni domenica creano confusioni o in casa o fuori casa e sono sempre le stesse. È vero. Perché farle giocare? Io faccio un esempio per tutti. Il Monreale l'anno scorso è stato retrocesso, l'hanno ripescato, non so perché e per come,
Il Monreale è ultimo in classifica con 1 punto. Vabbè. Che senso ha questo? Bisogna fare numeri, come dicono in federazione. Grazie Zappalà. Allora ci dobbiamo fermare. Infatti l'ex presidente della Lega è stato nominato vicepresidente. E queste sono cose che va bene, di polemica fanno piacere, ci sta pure, però vabbè. pagano sempre le società. È vero. Che provvedimenti prenderanno? Squalifica per 4 giornate, 5 giornate, 3 giornate? Finisce là. Molto poco. Mario, volevi chiudere tu con qualche battuta? No, rispetto a questo discorso abbiamo detto tutto e adesso il discorso dell'eccedenza girone B penso che sia abbastanza chiuso. È vero. Vedremo cosa succederà la prossima settimana, soprattutto poi in campo, che è la cosa che più ci piace. Allora, congediamo a questo punto il nostro Peppe Ragona, settimana prossima partita che insomma consigliamo di andare a vedere tutti perché sarà una bella partita comunque. Spero che trionfi il calcio soprattutto. Se mi concedi 10 secondi sì, sul Modica, certo, ci mancherebbe. Allora, il Modica non è riuscito a vincere neanche sul campo del Taormina, già retrocesso da diverse settimane, e il quarto punto che fa esterno in tutto il campionato. L'unica vittoria, prima giornata, era a settembre sul campo del Città di Messina, da allora solo sconfitte e 2 pareggi. Insomma, mi pare che il cammino del gambero del Modica non conosca fine. Non conosce fine proprio. Bene, invece finisce qui insomma la presenza della nostra penaltina in questa prima parte, la nostra Erika Bonaccorsi, che rivedremo tra qualche settimana di nuovo qui all'interno del nostro programma sportivo. Lei che di calcio non ne capisce completamente nulla, infatti gli abbiamo detto, sai cos'è il penalty? Si è messa a mano i capelli, per chi insomma ce li ha soprattutto, e lei ce ne ha tanti. Benissimo, allora noi ti ringraziamo, è stata un'esperienza seppur breve e momentaneamente interessante, però ti rivedremo presto di nuovo in gioco. Te, sì? E soprattutto ringrazio tutti i telespettatori. Però ci lanci la pubblicità? Va bene, vai. la pubblicità. Taking the ball off Cristiano Ronaldo. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.